La bomba a orologeria è esplosa 13 minuti dopo l'avvio dell'assemblea dei soci di BIM GSP convocata per le 15. In simultanea si è diffusa la notizia della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari svolte dalle Fiamme Gialle di Belluno e coordinate dal procuratore capo Paolo Luca, volte a fare luce sulla gara per l'affidamento della rete di distribuzione del gas in provincia di Belluno. 3 gli indagati eccellenti: il sindaco di Feltre Paolo Perenzin quale soggetto ricorrente per l'annullamento della gara, Bruno Zanolla, sindaco di Quero Vasse, e l'ex senatore Giovanni Piccoli, rispettivamente amministratore unico e direttore tecnico di BIM Infrastruttura SPA. Il reato contestato è quello di turbativa d'asta. Sotto la lente le azioni poste in essere dagli indagati da febbraio 2019 a settembre 2020 nei confronti della stazione appaltante, in particolare della responsabile unica del procedimento Maura Florida. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero esercitato pressioni dirette e indirette nei confronti della Florida per indurla a annullare o revocare la gara d'appalto bandita nel 2017, nonostante l'iter fosse già avviato verso la fase di assegnazione. Oggetto del contendere il valore industriale per la stima delle reti del gas. La stazione appaltante ha applicato il prezzario regionale in luogo di quello della Camera di Commercio di Trento, più favorevole secondo i ricorrenti. Le indagini avrebbero consentito di appurare che uno degli amministratori indagati avrebbe minacciato e prospettato conseguenze negative per la carriera della Florida in caso di mancato accoglimento della richiesta. Di più, all'opposizione della responsabile, i vertici di BIM avrebbero chiesto l'intercessione di figure di spicco della politica nazionale per attivare i dipartimenti dei ministeri competenti in materia ad emanare un provvedimento ad hoc funzionale ai ricorsi pendenti al TAR, rendendo così inevitabile l'annullamento della gara. L'amministratore unico di BIM Infrastrutture Bruno Zanolla si dichiara molto amareggiato ma fiducioso nell'attività della magistratura e sereno perché l'attività sia svolta, afferma, con l'unico scopo di difendere il patrimonio dei bellunesi. Zanolla aggiunge ad essere certo che questa circostanza emergerà nel prosieguo della vicenda giudiziaria.